Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più Family, io sono Angelica, come sempre, bentornati. Oggi inizieremo una cosa un po' diversa dal solito, e cioè la lettura di questo libro che si intitola La trilogia dell'amicizia di Luis Sepúlveda, che è uno scrittore cileno che magari molti di voi conoscono. Questo libro contiene diverse storie. La prima che leggeremo è storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Oggi inizieremo col primo capitolo che si intitola Il mare del nord. Spero vi piaccia. Banco di aringhe a sinistra, annunciò il gabbiano di vedetta, e lo stormo del faro della Sabbia Rossa accolse la notizia con strida di sollievo. Da 6 ore volavano senza interruzione e, anche se i gabbiani pilota li avevano guidati lungo correnti d'aria calda che rendevano piacevole planare sopra l'oceano, sentivano il bisogno di rimettersi in forze. E cosa c'era di meglio, per questo, di una buona scorpacciata di aringhe? Volavano sopra la foce del fiume Elba, nel mare del nord. Dall'alto vedevano le navi in fila indiana, come pazienti e disciplinati animali acquatici, in attesa del loro turno per uscire in mare aperto, e poi far rotta per tutti i porti della terra. A Kenga, una gabbiana dalle piume color argento, piaceva particolarmente osservare le bandiere delle navi, perché sapeva che ognuna rappresentava un modo di parlare, di chiamare le stesse cose con parole diverse. Com'è difficile per gli umani. Noi gabbiani, invece, stridiamo nello stesso modo in tutto il mondo, commentò una volta Kenga con un compagno di volo. Proprio così. E la cosa più straordinaria è che ogni tanto riescono anche a capirsi, stridette l'altro. Al di là della linea costiera, il paesaggio diventava di un verde intenso. Era un enorme prato, nel quale spiccavano le greggi di pecore che pascolavano al riparo delle dighe e i pigri bracci dei mulini a vento. Seguendo le istruzioni dei gabbiani pilota, lo stormo del faro della Sabbia Rossa imboccò una corrente d'aria fredda e si lanciò impicchiata sul banco di aringhe. 120 corpi bucarono l'acqua come frecce e, quando risalirono a galla, ogni gabbiano stringeva un pesce nel becco. Aringhe saporite e grasse, proprio quello di cui avevano bisogno per recuperare le energie prima di riprendere il volo fino a Den Helder, dove a loro si sarebbe unito lo stormo delle isole Frisoni. La rotta prevedeva poi di proseguire fino al passo di Calais e nel canale della Manica, dove sarebbero stati accolti dagli stormi della Baia della Senna e di Saint-Malo, assieme ai quali avrebbero volato fino a raggiungere il cielo di Biscaglia. A quel punto sarebbero stati 1 migliaio di gabbiani, simili a una veloce nuvola d'argento che si sarebbe pian piano ingrandita con l'arrivo degli stormi di Belle-Île e di Oleron e dei capi di Machichaco, Aio e Peñas. Quando tutti i gabbiani autorizzati dalla legge del mare e dei venti avessero sorvolato la Biscaglia, sarebbe potuto iniziare il grande convegno dei gabbiani del Mar Baltico, del Mare del Nord e dell'Atlantico. Sarebbe stato un bell'incontro. A questo pensava Kenga, mentre si pappava la sua terza aringa. Come tutti gli anni si sarebbero sentite storie interessanti, specialmente quelle narrate dai gabbiani di Capo Peñas, instancabili viaggiatori che a volte volavano fino alle isole Canarie o a quelle di Capoverde. Le femmine, come lei, si sarebbero date a grandi banchetti di sardine e di calamari, mentre i maschi avrebbero costruito i nidi sul bordo di una scogliera. Poi le femmine avrebbero deposto le uova, le avrebbero covate al sicuro da qualsiasi minaccia, e quando ai piccoli fossero spuntate le prime penne robuste, sarebbe arrivata la parte più bella del viaggio, insegnare loro a volare nel cielo di Biscaglia. Kenga infilò la testa sott'acqua per acchiappare la quarta aringa e così non sentì il grido d'allarme che fece tremare l'aria. «Pericolo a dritta! Decollo d'emergenza!» Quando Kenga tirò di nuovo fuori la testa, si ritrovò sola nell'immensità dell'oceano. Questa era la novità di oggi, spero vi sia piaciuta.
e spero che vogliate andare avanti a sentire questo libro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!